Qual è stato il livello medio, diciamo, delle fiabe che avete letto quest'anno? Un livello buono, direi sicuramente migliore rispetto allo scorso anno. La partecipazione non è stata così numerosa come nel passato, però tutto sommato direi che le fiabe hanno sempre un buon livello e indubbiamente hanno un riscontro nella passione da parte dei bambini soprattutto, ma anche degli adulti. Ecco, a fiabe dall'estero ne sono arrivate? Sì, sono arrivate alcune fiabe, tra l'altro è stata premiata una fiaba dalla Russia, di Ekaterinburg mi sembra che fosse, in francese e in inglese, quindi ci sono state delle fiabe anche dall'estero, ecco, sicuramente. Ha colto, diciamo così, un filo rosso, diciamo, un sentimento comune fra quelle che sono state le fiabe presentate? Ma sì, direi quest'anno mi è sembrato di vedere con una certa frequenza un richiamo all'ambiente, alla tutela dell'ambiente, al rispetto appunto dell'ambiente, al clima. E poi anche c'è un'altra tendenza, quella di considerare il problema oggi dell'immigrazione, quindi della multiculturalità, ecco, in un certo modo questo c'è. Sono temi che si sentono e quindi riflettono quella che è, diciamo, quello che è il clima della nostra società. Certamente teniamo presente che i bambini sono anche guidati, quindi certe fiabe anche ovviamente sono state in un certo modo indirizzate da parte degli insegnanti, da parte dei genitori. Poi sono i bambini che esprimono la loro idea, certamente quella è molto importante, però sicuramente la fiaba è anche un modo per affrontare certi argomenti, certi problemi che sono seri. Edizione 2019 del premio letterario Hans Christian Andersen e del Festival Andersen, sicuramente nomi davvero importanti quest'anno. Sì, nomi davvero importanti, insomma una grande kermesse, una grande manifestazione legata a questo premio che compie quest'anno 52 anni, mi sembra una buona occasione per festeggiare, insomma parlare ancora di fiabe che comunque ci aiutano a superare i nostri momenti bui della vita. E ci dicevano dalla giuria temi quanto mai attuali tra le fiabe che hanno partecipato. Sì, temi di grande attualità come l'ecologia, come l'immigrazione, temi sociali, temi anche legati agli animali, insomma ce n'è per tutti i gusti. Gli animali sono sempre i protagonisti delle fiabe, no? Perché sono delle metafore e quindi insomma è stata un'edizione veramente entusiasmante. Tante fiabe arrivate dall'estero, soprattutto dall'est europeo, e quindi insomma buon Andersen a tutti.